vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Sì, è stata una partita di altissimo livello, veramente bella da vedere, il palo al giada era pieno e chi è stato qua ha potuto vedere una partita di calcio a 5 di altissimo livello. Sinceramente dispiace per come è andata, non so se il fallo c'era, non per parlare degli arbitri, ci mancherebbe altro, però se il fallo c'era forse un pochettino dispiace perché è stato un errore molto grave. Ripeto, ho detto se c'era perché non l'abbiamo visto, poi giusto per curiosità ce lo rivedremo, dispiace se in caso fosse stata vinta così questa partita da loro con un fallo abbastanza vistoso, però vedremo. Comunque devo fare i complimenti ai miei ragazzi, hanno fatto una partita di altissimo livello, hanno dimostrato e fatto vedere che la differenza di punti tra queste due squadre non è assolutamente quella della classifica, è frutto sicuramente di qualche errore nostro di percorso e frutto sicuramente di loro di un percorso straordinario che stanno lì e sicuramente si meritano questa posizione. Dobbiamo continuare a lavorare, il nostro obiettivo resta nei playoff, oggi un punto ci avrebbe aiutato molto visto che mi sembra che le due inseguitrici abbiano perso o stiano perdendo, per questo ecco, pesa se quell'errore alla fine c'era, tutto qui.